questo qua dovrebbe funzionare. Sì. Aspetta, non so se siamo pronti con lo streaming, scusate un attimo. Signori, buonasera. Con vivo piacere che vi do il benvenuto ad una serata di così grande rilievo per la nostra Accademia, che tratta un tema delicato ed importantissimo, donne in Accademia. Il mio pensiero va a quando è nata mia figlia, che essendo in stampa un piccolo lavoro sulla storia dell'avvocatura veronese, lo dedicai a lei dicendo in omaggio al mondo femminile del tutto assente in 1000 anni di storia giuridica, perché in 1000 anni di storia giuridica veronese non c'è una donna. Ora le donne hanno assunto un ruolo e stanno assumendo un ruolo sempre più importante, e allora quando si parla di donne e dell'apporto che hanno dato e che stanno dando alla società, mi chiedo che cosa ha perso l'umanità in quantomeno 1000 anni di totale assenza delle donne. Ecco, credo che giornate come queste possano aiutarci a dare l'idea di che cosa l'umanità in tutti questi secoli abbia perduto e quale sia quindi l'importanza che le stesse hanno nell'ambito delle umane vicende. Termino ora questo breve indirizzo di saluto a nome di questa antica istituzione e lascio la presidenza a un'altra presidente di Accademia, la dottoressa Antonella Magaraggia, presidente dell'Ateneo Veneto ed indimenticata presidente del Tribunale di Verona. Tra l'altro, non so, vedo qui il presidente attuale, il dottor D'Amico, se corrisponda al vero ciò che la mia memoria oramai non più ristretta in limiti temporali angusti, non ricordo prima della dottoressa nessun presidente donna del Tribunale di Verona. Sei la prima anche come presidente del Tribunale di Verona. Bene, grazie. Grazie. Scusa, mi permetto solo di ricordare che la trasmissione è in streaming, per cui anche per i relatori tutto ciò che viene detto viene diffuso ed irradiato. Grazie. Grazie Presidente, troppi primati hai menzionato. Allora sono molto contenta di ritornare a Verona, un posto dove ho lavorato molto bene e che ricordo con piacere, e sono contenta di ritornare per un argomento che a me sta molto a cuore, cioè quello della presenza delle donne. Oggi parleremo nelle accademie, ma in genere, mi piace dire, nella società e nelle istituzioni. Io ho fatto un piccolo sondaggio tra alcune accademie del nord-est. Noi siamo consorziati in una sorta di comitato interaccademico, quindi ci troviamo e ci confrontiamo. E mi sono resa conto che la presenza delle donne delle accademie riflette esattamente la storia dell'emancipazione delle donne nella società. Quando la società era emancipata, anche le accademie registravano, diciamo, questo mood sociale. Quando la società ritornava indietro, anche le accademie, come dire, si adeguavano, perché la storia dell'emancipazione delle donne non è stata lineare. Vi faccio un esempio. Nel Settecento le donne, io penso a Venezia, ma ovunque, erano molto evolute, avevano delle posizioni nell'arte, nella pittura, nei salotti, che erano dei luoghi, come dire, culturali molto importanti. Allora le accademie, penso per esempio a quella degli Eccitati, che era un'antesignana dell'Accademia di Bergamo, che sono nate presto, hanno inserito le donne, ad esempio, fin dal 1700. Nell'Ottocento le cose cambiano, diciamo c'è un atteggiamento più di chiusura, come dire, una borghesia un po' più gretta,
E per esempio le accademie come quella che presiedo io, l'Ateneo Veneto, che è nato nell'Ottocento, ha faticato a fare entrare le donne, che in altre accademie invece nel Settecento, e nonostante la storia delle donne nel Settecento, delle donne veneziane, fosse una storia gloriosa. La stessa Accademia di Bergamo, che aveva ammesso le donne nel Settecento, per esempio nell'Ottocento non ne ha ammessa neanche una. Quindi voi vedete come dire, vanno in parallelo le storie delle accademie e le storie della società. E poi anche è significativo constatare che la mancata presenza delle donne non corrispondeva a dei divieti statutari, perché se fossero stato un divieto nello statuto, perlomeno era un discorso trasparente e si poteva anche discutere. No, era una mera... Forse è meglio cambiare. Questo? Sì. Era una mera consuetudine. Il che proprio, come dire, lascia anche vedere che non occorreva neanche una norma, perché tanto comunque le donne non entravano, cioè non si discuteva neanche. E complice anche un po' il linguaggio sempre al maschile, sul quale alcune accademie poi fondavano l'impossibilità di avere le donne, perché se c'era scritto accademici o soci non si poteva pensare alle donne. Quindi se si esclude il caso della prima donna che ho trovato, che è stata ammessa all'Accademia Galileiana nel 1669 ed è la prima donna laureata al mondo, era una donna veneziana che si è laureata però a Padova, le donne hanno proprio tardato a entrare nelle accademie. C'è da dire che quando però sono entrate, ho constatato che non ci sono state discussioni, possono entrare, non possono entrare, sono entrate per meriti. Cioè si sono resi conto che queste socie queste donne erano delle donne di valore nel loro campo, e penso per esempio a Venezia, dove la prima donna che è entrata proprio per meriti, e non risulta dagli atti nessuna discussione sul fatto che fosse donna o meno, ma le discussioni si incentravano sul fatto che fosse più filo austriaca di altre invece che erano più repubblicane. Qual è la situazione adesso? Non è proprio migliorata tantissimo. Le donne sono entrate, ma un po' col contagocce, e andiamo da un 34,89, ho fatto la percentuale giusta, dell'Accademia degli Agiati di Rovereto, quindi una percentuale la più alta che ho trovato, e la più bassa è invece 17,4 dell'Accademia Galileiana. Se parliamo poi del raggiungere delle cariche sociali, peggio mi sento, nel senso che non ci sono voluti decenni, ci sono voluti centinaia di anni, perché la prima donna presidente è del 2006, cioè all'Ateneo di Bergamo, diamo atto che è stato il primo, ma con accademie che erano nate 300 anni prima, quindi ci sono voluti centinaia di anni perché una donna raggiungesse una carica apicale. Poi ne sono passati altri 10 e andiamo nel 2016 con l'Ateneo di Salò. Poi c'è stato un risveglio negli anni 20 del 2000, evidentemente c'è stato una specie di contagio, e Accademia degli Agiati di Rovereto nel 22, la sottoscritta nel 22, e nel 23 l'Accademia Galileiana. Quindi diciamo che qualcosa si sta muovendo. Quando io sono diventata presidente a Venezia, sono stata intervistata a destra e a manca come se fosse un evento, cioè, ma come? Allora dico, guardate che è una soddisfazione personale ed è una soddisfazione per tutte le donne, perché poi le donne hanno questa caratteristica: quando riescono la considerano una vittoria non solo personale, ma una vittoria di tutte le donne, come dire, della categoria, no? Quindi ho detto, vabbè, è una vittoria, però dico è una vergogna per l'Ateneo, che abbia aspettato 209 anni, avendo delle socie
di gran qualità, perché la socia dell'Ateneo, come anche le socie delle altre accademie, c'erano socie di grande qualità, abbia aspettato 209 anni per nominare una donna. Bene, e comunque ce l'abbiamo fatta. Allora a tutti dicevo, all'epoca era vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, e qui anche chiudo il mio piccolo intervento, siamo le prime, speriamo di non essere le ultime. Grazie. Allora, abbiamo appunto adesso una serie di testimonianze sulle presenze femminili che nella Accademia che gentilmente ci ospita, e ringrazio il Presidente per aver fatto questo convegno. Non abbiamo Tiziana Franco, che ha avuto un lutto, ma con grande gentilezza ci raggiungerà dopo. La sostituisce Laura Hock per parlarci di Eva Tea. La regia mi dice 5-7 minuti, quindi sarò inflessibile. Grazie. Anzitutto una piccola premessa, perché vorrei illustrare a nome del comitato scientifico che si è costituito per promuovere questo incontro. Volevo illustrare anche la scelta che abbiamo fatto, che come potete vedere dalla locandina, di alcune accademiche che sono state le pioniere dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere, le prime donne che sono state ammesse. Ovviamente noi ci siamo escluse da questo elenco, quindi il nostro è un atto di omaggio a coloro che non sono più in vita, ma che hanno comunque segnato con la loro presenza la storia appunto dell'Accademia, quindi questa era la premessa doverosa. Aggiungo anche che quanto esporremo adesso in questo incontro di studio confluirà poi negli atti e memorie che sono la rivista della nostra Accademia. Ci auguriamo tutti in forma più ampia di quanto riusciamo a fare per la densità del materiale che oggi stiamo investigando. Quindi ecco, questi articoli poi verranno stampati negli atti e memorie. Inoltre ci proponiamo di far seguire a questo primo incontro un secondo incontro che esplori la presenza femminile nei salotti veronesi, un tema affascinante che andrà anche a completare con aspetti un po' meno istituzionali la presenza della componente femminile nella cultura della nostra città. Vedete che parlo al plurale non per vanagloria, ma come portavoce di questo comitato scientifico, di cui appunto fanno parte Silvana, oltre a me, Silvana Bianchi, Margherita Bolla, Maria Luisa Ferrari, Tiziana Franco, Alessandra Zamperini e Daniela Zumiani. Ecco, questa era la premessa e passerei subito adesso alla prima scheda, fra virgolette, quindi al primo profilo, che è quello di Eva Tea. Come anticipava la dottoressa Magaraggia, il testo è stato scritto da Tiziana Franco, che ci raggiungerà più tardi e che mi ha chiesto di leggerlo invece sua. Eva Tea vive fra il 1886 e il 1971. Nel 1954 fu la prima donna accolta come socia presso l'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona. Era allora da circa un trentennio professore di storia dell'arte medievale e moderna presso l'Università Cattolica di Milano e presso l'Accademia di Brera. Un dettagliato profilo su questa poliedrica figura di storica dell'arte e filantropa è presente sul sito di questa accademia, ad opera di Giancarlo Volpato. Quella che si propone qui è di necessità una sintesi, aggiornata però sugli studi più recenti a lei dedicati, che in questi ultimi anni sono stati numerosi, sia per una maggiore attenzione dedicata al ruolo femminile nelle diverse istituzioni, sia grazie al crescere delle ricerche sui fondi archivistici legati alla studiosa presso il Museo di Castelvecchio, l'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere di Milano e la Biblioteca Civica di Vercelli.
La studiosa nacque a Biella nel 1886, ma con la famiglia molto presto si trasferì a Verona, che rimase un riferimento per tutta la sua vita. Qui si compì la sua prima formazione e la sua iniziale attività di ricerca, che, dedicata a temi veronesi, fu stimolata da Giuseppe Gerola, allora direttore dei musei civici. Fu probabilmente lui a indirizzarla sull'argomento della tesi di laurea dedicata alla storia religiosa di Creta tra XV e XVII secolo, tesi che fu discussa presso l'Università di Padova nel 1911 e poi pubblicata nel 1913. Nel 14 fu ammessa alla prestigiosa scuola di perfezionamento in storia dell'arte medievale e moderna, fondata a Roma da Adolfo Venturi, diplomandosi nel 1918. Negli anni seguenti conseguì anche il diploma di specializzazione in archeologia e con il sostegno, tra gli altri, di Venturi e ancora di Gerola, fu impegnata nell'insegnamento liceale e composizioni avventizie nell'ambito della tutela presso la Soprintendenza e il Museo Nazionale di Ravenna e le Soprintendenze di Venezia e Trento. Nel 22 vinse il concorso per l'insegnamento della storia dell'arte presso l'Accademia delle Belle Arti di Brera e dopo aver conseguito la libera docenza lo affiancò, caso forse unico in Italia, con quello universitario presso l'Università Cattolica di Milano, che mantenne fino al 1956. Di seguito si ritirò a Verona e a Tregnago, dove morì il 29 luglio del 1971. Per caratterizzare in poco tempo la sua fisionomia è necessario richiamare alcune esperienze nodali nel suo percorso. L'attenzione degli studi su di lei è stata in più casi legata alla sua stretta collaborazione con l'archeologo e funzionario ministeriale Giacomo Boni, conosciuto nel 1915, con il quale in particolare lavorò agli scavi del Palatino a Roma, da cui la studiosa derivò la sua monografia su Santa Maria Antiqua, edita nel 1937. Morendo nel 25, Boni la lasciò erede dei suoi scritti inediti, affidandole il compito di pubblicarne la parte ritenuta pubblicabile, un compito che Eva Tea affrontò con grande acribia e impegno, pubblicando nel 1932 la biografia dell'archeologo e lavorando a lungo nell'edizione dei suoi studi sul Foro e sul Palatino. È stato osservato come Tea condividesse con Boni la capacità di essere onnilaterale, di interessarsi con originalità a temi diversi che spaziano dall'archeologia alla storia dell'arte, ma anche alla musica, alla danza e al teatro, alla storia delle religioni, soprattutto cattolica. Come l'archeologo, ma facilitata dalla sua peculiare doppia pratica didattica in accademia e università, riteneva inoltre necessario difendere l'educazione tecnica e la formazione artigiana, distanziandosi dall'impostazione della riforma scolastica di Gentile. Si lega a ciò e alla sua profonda fede religiosa, a partire dalla conversione al cattolicesimo nel 1917, la sua adesione al progetto della scuola Beato Angelico, promossa a Milano da Don Angelo Polvara. Una scuola che intendeva e intende favorire la diffusione della fede cristiana attraverso l'espressione artistica in tutti i suoi campi di applicazione, dalla pittura alla scultura, all'architettura, agli ornamenti, dal teatro alla musica. In rapporto a questa esperienza e poi in modo autonomo, Eva Tea attirò l'opera Modelle per l'assistenza umana, morale e religiosa delle modelle degli artisti dell'Accademia di Brera e della Scuola d'Arte. La sua attività di studiosa, nutrita di una cultura classica, di competenze pedagogiche e filosofiche, di una vera passione per l'archeologia e l'arte veneta, fu fortemente orientata dalla sua fede religiosa e dal suo impegno nell'insegnamento e nella divulgazione. Come ha scritto Miriam Pilutti Namer, Eva Tea, nel suo spaziare dall'arte antica e medievale a quella contemporanea, ragionò in continuità sul posto che spetta all'arte nella contemporaneità in senso morale. Quindi ringraziamo Tiziana Franco per la sua accurata scheda. Bene, allora la parola a Silvana Bianchi su Caterina Vassalini.
Grazie a tutti voi. Caterina Vassalini è una figura poco conosciuta oggi a Verona. Ancora una volta nomino il professor Volpato che l'aveva studiata, ma è poco conosciuta ad esclusione forse dei più anziani nel mondo della scuola. Si sente male? Ad esclusione dei più anziani nel mondo della scuola e dei suoi allievi. Questa è una fotografia di cui ringrazio una sua allieva e poi collega, la professoressa Ada Tacconi. È stata infatti insegnante di lettere per quasi 40 anni al Liceo Ginnasio Maffei, un'insegnante fuori dagli schemi, un'irregolare, tanto ammirata per la sua preparazione vastissima, per la libertà di pensiero, per il fascino di lezioni in cui era capace proprio di ridare vita agli antichi, quanto temuta, temutissima per la severità dei giudizi e spesso anche per la violenza delle sue sfuriate. Nata nel 1904, era cresciuta in una famiglia legata alla scuola, vi avevano lavorato il padre, la madre, la sorella. Una famiglia borghese, una famiglia colta, una famiglia benestante, che è stata sconvolta nel 1917 dalla morte del figlio secondogenito, Ugo, poeta e soldato, come viene nominato, definito sempre nelle tantissime occasioni commemorative che la famiglia proprio crea per lui, e anche nelle dediche che sia il padre sia le sorelle gli rivolgono in molte opere, in molti scritti. Anche Caterina, come il padre e come la sorella, affianca all'attività di insegnamento ricerche e studi, e lei affina soprattutto le sue capacità, le sue doti di traduttrice dei classici. Collabora a riviste letterarie, tiene conferenze, si fa conoscere nel mondo culturale veronese, dove diventa anche sempre molto apprezzata e dove gode di molta autorevolezza. Fa parte di molte associazioni locali, la Società Letteraria, la Dante Alighieri, l'Accademia Catuliana, diventa presidente di sezioni veronesi di associazioni nazionali e internazionali come Humanitas o le Soroptimist, e anche grazie a questi canali riesce a portare a Verona e riesce a intrecciare rapporti con molti dei nomi più illustri di quella che è stata la cultura italiana del secolo scorso. Riesce a costruire una rete di relazioni che secondo me definire straordinaria non è esagerato, né per ampiezza né per qualità. Esempi: è amica di Giovanni Papini, è in corrispondenza e talvolta anche in confidenza con letterati come Riccardo Bacchelli, Maria Bellonci, Vittorio Sereni, con poeti come Ungaretti e Montale, con grecisti come Carlo Diano. Uno dei rapporti che più segnano la sua vita, sia dal punto di vista professionale che da quello personale, è la collaborazione, siamo a metà degli anni 50, con Salvatore Quasimodo per la pubblicazione dell'Antologia Palatina, una raccolta di epigrammi greci. Lei è una studiosa apprezzata e lui le chiede supporto. Non ha infatti una formazione classica. Quasimodo era geometra e poi si era iscritto all'università in facoltà scientifiche, aveva già pubblicato traduzioni, opere che erano state molto criticate benevolmente per quello che riguarda la resa poetica, però anche molto criticate malevolmente per quello che riguarda errori che erano stati definiti grossolani nella traduzione. Ed è lei infatti a fargli la prima traduzione letterale di tutti gli epigrammi, oltre che a consigliarlo su una serie di aspetti di natura filologica. Capite quindi la delusione, l'irritazione, uso parole sue tratte dalle lettere a Quasimodo e pubblicate nel 2018 da Elena Villanova, quando non solo vede le bozze dell'antologia che si stanno preparando e scopre che il suo nome praticamente scompare, ma ancora di più quando al ritorno da un viaggio in Grecia, è testimoniato da quella fotografia in cui c'è Quasimodo sulla destra, lei al centro e Bruno Lavagnini a sinistra, Quasimodo le chiede che i loro nomi non vengano più associati e si rifiuta di scriverle la presentazione al testo su quel viaggio.
L'edizione della Palatina esce nel 58 e la traduzione è attribuita, vedete la copertina, al solo Quasimodo. Sono di Vassalini, una breve presentazione che peraltro lei aveva già pubblicato come articolo su una rivista, e le note. Quasimodo l'anno dopo vince il premio Nobel. Nello stesso anno, è il 59, Vassalini pubblica il libretto in Grecia, quello a cui Quasimodo aveva negato la presentazione, e la premessa gliela scrive, lodandola, Giuseppe Ungaretti. È un altro segno sia del carattere della donna, sia della stima di cui gode e della rete qualificata di relazioni che riesce a mantenere. In questa rete si inserisce anche la nostra Accademia, nella quale Vassalini presenta degli studi in un paio di occasioni e che nell'aprile del 1968 la nomina socia. Però, anche qua c'è un però, diventa socia benemerita. Il motivo è chiarito dai verbali e fa riferimento al fatto che prima ancora che i suoi meriti culturali, l'Accademia apprezza il fatto che abbia generosamente finanziato un premio in occasione del 50° della scomparsa del fratello Ugo. È un finanziamento cospicuo, 1 milione di lire. È un finanziamento che porta avanti la tradizione di memoria che la famiglia aveva fortissima nei riguardi di questo ragazzo disperso, il cui corpo non è mai stato trovato. Ma porta avanti anche la tradizione di mecenatismo culturale della famiglia. Ricordo che i Vassalini erano stati, ad esempio, una delle famiglie veronesi che si erano accollate le spese per decorare ciascuna una delle sale in Castelvecchio nella sistemazione di Avena, la sala Ugo Vassalini, proprio in memoria di questo giovane poeta e soldato, o che avevano finanziato un premio per giovani meritevoli presso l'Ateneo di Salò, o ancora un altro premio presso l'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti dopo la morte di Ida. Ora è vero che nel 1968 in Accademia c'erano poche donne, le prime 3 di cui parliamo oggi. Vassalini però non diventa mai, morirà nel 1979, socia corrispondente né tantomeno socia effettiva. Cioè ancora una volta la sua attività intellettuale viene passata in secondo piano, è subordinata ad altro, come spesso è accaduto. Allora ricordarla qui, ridarle voce piena, non parziale, è un modo, io credo, doveroso da parte nostra anche di riscattarne la memoria. Grazie. Incredibile questa cosa di Quasimodo, ma tanto potevano farlo perché era una donna, quindi non occorreva menzionarlo. Chiamo Leonardo Latella, che ci parlerà di Paola Gambaro Ivancic. Se viene anche Maria Clara Rossi, così. Dunque, come vuoi. Paola Gambaro, e vedremo poi in Ivancic, amava definirsi la dottoressa delle piante, vedremo poi il... Non si sente? Se sto più... Così si sente? Si alza... Vai, sto più vicino, dai. E amava definirsi la dottoressa delle piante, vedremo dopo il perché. Nasce a San Martino Buonalbergo nel 1914. Io adesso ho messo dei punti salienti, in 5 minuti è difficile riassumere, come abbiamo visto. Una trattazione più estesa e sicuramente anche più approfondita della mia la trovate a cura del professor Volpato sul giornale online Il Condominio. Si laurea a Padova in Scienze Naturali nel 1937, si laurea pochi anni dopo anche in Medicina e Chirurgia, sempre all'Università di Padova, molto probabilmente per seguire un po' la strada della sorella gemella Carla,
che è stata una pediatra di nome a Verona. Non praticherà mai però la professione di medico, in quanto vedremo si occuperà invece di entomologia agraria. Gestisce un'azienda agricola a Negrar, e questo invece vedremo è fondamentale nella sua preparazione, nel suo corso di studi. Viene nominata membro effettivo dell'Accademia nel 1954 e nel 1957 si sposa con Mario Ivancic. Da allora firmerà tutti i suoi lavori scientifici come si faceva allora, con il doppio nome. Questo vedremo è molto importante, questa unione per i suoi studi, perché aggiunge al suo patrimonio un'altra azienda agricola che era quella appunto del marito, si trovava a Raldon, e vanno ad abitare ad Oppeano. Pubblica 67 lavori scientifici nel corso della sua vita. E da questi vorrei partire, perché in realtà il modo migliore per raccontare la vita e l'opera di uno scienziato è quello di analizzare le sue pubblicazioni scientifiche. Qui purtroppo, scusate, si vede poco perché è una scansione che ho fatto un po' di corsa. I suoi primi 9 lavori, pubblicati uno ogni anno all'incirca, il primo è del 1938, sono dei lavori di fisiologia. A quei tempi la zoologia era in gran parte, quindi l'entomologia era in gran parte incentrata agli studi fisiologici e istologici. Questo però non la soddisfa molto, infatti lei comincia a frequentare, dopo la laurea, l'accademia, l'università, ma molto probabilmente questo tipo di lavori gli stavano un po' stretti. Infatti si crea poi in casa un suo laboratorio e comincia a occuparsi di entomologia agraria. Il suo primo lavoro è su un insetto, un emittero che parassita i frutti. Lei infatti, presa da questa sua passione per l'entomologia agraria, comincia a utilizzare le sue aziende agricole come terreno di studi, come laboratorio, e quindi comincia a fare degli studi che sono diventati poi di grande importanza, perché fu la prima, vedremo, a occuparsi in qualche modo di lotta biologica. Quindi la sua prima pubblicazione appunto è questa, con la spinta e con l'aiuto del professor Malenotti, che è stato direttore dell'Istituto Fitopatologico di Verona. E la cosa interessante è che lascia un po' capire, secondo me, anche il suo carattere. Vedete che questi disegni tecnici, che allora si facevano, ma si fanno tuttora a mano, però le scritte già allora si potevano fare con caratteri stampati. Invece lei, con un'ottima grafia, preferiva comunque riportare la sua calligrafia, scrivere in corsivo anche nei lavori a stampa. Si occupò molto della zona veronese, appunto abbiamo detto, pur mantenendo rapporti stretti con l'Ateneo Patavino, però gran parte dei suoi studi li conduceva comunque nel suo piccolo laboratorio che si era creato e sui suoi terreni. Si occupò per prima soprattutto nel veronese, della lotta biologica. Scoprì che ci sono degli acari che mangiano degli altri acari parassiti, quindi sono degli acari predatori che mangiano degli acari che sono invece dannosi per le piante, e scoprì soprattutto che l'utilizzo di alcuni anticrittocamici, soprattutto per i funghi, uccidevano anche questi acari buoni, quindi aumentavano poi gli acari parassiti, e quindi iniziò una serie di studi su questo che sono comunque diventati poi
un po' una pietra miliare per questo tipo di ricerche. Come per l'analisi degli scritti e quello che rimane di uno scienziato, quello che riportano le persone nel tempo è la testimonianza invece della donna che ha lasciato. Ancora un minuto. Sì, ho quasi finito. Questa è da una pagina Facebook del comune di Negrar che ricordava l'opera della Ivancic, e sono i commenti di persone, alcune che le hanno conosciute e altre che non l'hanno conosciute. Vedete, segnato in rosso, adesso non ho gli occhiali per cui non riesco, comunque parla di una brava persona, di lei e la sorella, persone gentilissime, e di persona straordinaria, e anche chi non la conosceva dice che di ricercatrici come lei ne avremmo ancora bisogno. La Gambaro Ivancic donò, dopo la morte del marito e della sorella gemella, la sua casa di Oppeano a un'opera che si occupa di adulti con disturbi psichici, e anche la sua tenuta di Negrar è stata donata a un'opera pubblica. Vi ringrazio. Allora la parola a Maria Clara Rossi, ci parla di Giuseppina De Sandre Gasparini. Lei rimanga perché poi deve sostituire, vero? Rimango qui. E non so se ha la... No, io non ho slide perché allora, le prego. slide sono... Dopo vi dico anche perché. Chiedo scusa. Il 18 dicembre dell'anno che è appena passato abbiamo ricordato e festeggiato in questa sede Giuseppina De Sandre Gasparini. Avevamo in quel contesto delle belle immagini che sono rimaste nel mio computer, che in questi giorni ha fatto le bizze. Conto di recuperarle, ma non le ho con me oggi e mi scuso. Quindi questo intervento è una sintesi della giornata che abbiamo appena celebrato. Giuseppina De Sandre Gasparini è nata il 12 marzo del 1932 a Oderzo ed è morta a Verona all'età di 90 anni il 2 luglio del 2022, dopo aver lungamente insegnato presso le due sedi universitarie di Padova e soprattutto di Verona. I suoi studi universitari si sono svolti a Messina, dove la famiglia si era trasferita e dove si era laureata in lettere classiche nel 1956. L'anno prima, nel 1955, aveva sposato Giorgio De Sandre. Non vi sembri inusuale ricordare questo fatto in un ritratto che vuole essere soprattutto dedicato all'attività scientifica di una persona, ma credo che l'unione con Giorgio De Sandre, anche egli membro di questa accademia, rappresentasse per Giuseppina un tratto quasi identitario, che amava sottolineare apponendo sempre con regolarità in tutti i documenti anche il cognome del marito accanto al suo. Da Messina a Padova. Dopo un'esperienza di insegnamento presso diverse scuole medie padovane, era approdata all'università come assistente volontaria del professor Paolo Sambin, dapprima in storia medievale e poi in paleografia diplomatica. Poi assistente incaricata dal 1 novembre del 65 presso la cattedra di storia medievale alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova e finalmente nel 67 assistente di ruolo di storia medievale, incarico ottenuto mediante concorso pubblico. Un percorso accademico che forse ai più giovani non suona così familiare perché presenta una terminologia desueta, ma che evidenzia come anche allora l'ingresso nell'università fosse caratterizzato da una certa precarietà, almeno nella fase iniziale. Gli anni 60 e 70 inoltre erano gli anni in cui era abbastanza limitata la presenza delle donne nell'università. Soprattutto nella medievistica e negli studi di storia religiosa, che solamente a partire dagli anni 80 cominciarono a crescere in misura consistente. Raggiunto comunque il ruolo, a partire dal 70, Giuseppina De Sandre lavorò a Verona, sede distaccata dell'Università di Padova,
e a Verona, una decina di anni dopo, nell'83, diventò professoressa associata di storia medievale. Nel frattempo l'Università di Verona era diventata autonoma, era nata la facoltà di lettere e filosofia e dalla storia medievale nel 1992 passò all'insegnamento di storia della Chiesa medievale e dall'anno 2000 professoressa ordinaria di storia del cristianesimo e delle chiese. Va segnalata in questo periodo un'attività didattica culminata in una serie molto ampia di tesi condotte sulla documentazione degli archivi ecclesiastici veronesi, ma anche mantovani, trentini, veneti in generale. Tesi sempre in 2 volumi, la dissertazione e l'edizione della documentazione. Per quanto riguarda l'attività presso questa accademia, ricordo che Giuseppina era diventata socia corrispondente il 27 maggio 1984 e corrispondente extra ordinem nel 2015, dopo il compimento dell'80° anno di età, secondo quello che prevede l'ordinamento di questa accademia. Pertanto devo sottolineare con una punta di rammarico che non è mai diventata socia effettiva e di conseguenza neppure socia onoraria. La sezione relativa alle sue ricerche e ai suoi interessi di studio richiederebbe molto tempo e lo faccio davvero in sintesi. Dopo gli studi di storia dell'università, a cui era stata avviata dal maestro Paolo Sambin, la sua attenzione fu attirata dal tema dell'associazionismo religioso medievale, in particolare proprio la spiritualità del laicato, emerso vivacemente nella storiografia del clima di rinnovamento culturale e religioso apertosi dopo il Vaticano II. Di quel contesto Giuseppina Alessandra Gasparini fu parte attiva insieme al marito Giorgio. Entrambi avevano partecipato direttamente all'ambiente della FUCI, dei laureati cattolici di Padova prima e in seguito ad alcuni ambienti veronesi legati al magistero di Don Rino Breoni e al centro religioso interuniversitario della comunità studentesca di San Pietro in Carnario. È un periodo della vita dei coniugi De Sandre che andrebbe studiato e portato alla luce. E una bella fotografia degli ambienti cattolici del periodo conciliare e post-conciliare si trova nel libro curato dal caro collega Maurizio Zangarini e da Gianmaria Varanini, intitolato appunto Verona, il Concilio Vaticano II, Chiesa e Società. Alle confraternite sono dedicate le sue principali monografie. La sua bibliografia, pubblicata nel volume che le abbiamo dedicato nel 2005, rivela l'insieme dei suoi interessi di ricerca, la storia della pietà e l'evoluzione delle pratiche religiose dei laici, le processioni, i pellegrinaggi, individuati in special modo grazie alle fonti testamentarie, le esperienze religiose delle donne, gli ordini mendicanti di Verona, Padova, Venezia, del Veneto in generale, e infine la storia degli ospedali, la più importante invenzione del cristianesimo, la realizzazione concreta delle opere di carità degli uomini e delle donne medievali, istituzione di cui Giuseppina Alessandra ha approfondito in maniera esemplare i lebrosari. Questa è la parte, insieme alle confraternite, più originale delle sue ricerche, a cui ha dedicato la sua ultima monografia. Perché parlo di originalità? Concludo. Perché ciò che è riconosciuto e acclarato della sua produzione scientifica è la capacità di indagare i temi in relazione al vissuto delle persone. È questa la sua cifra di storica. La storia dei lebrosari veronesi ci restituisce in maniera quasi plastica la figura di Garscenda, che costruisce un ricovero per il suo lebbroso. La sua storia dell'eremitismo veronese ci restituisce il percorso concreto dell'eremita Sofia e del clero veronese medievale, che Giuseppina ha a lungo studiato. Ricordiamo più di ogni altro esponente il prete Gualimberto, che si aggirava fra conventi, parrocchie e ospedali, portandosi appresso un giovane Scolarolus che diventerà poi prete pace. Grazie. Scuso. Molte grazie. Questo va meglio.
Allora, non c'è Andrea Ferraresi, gentilmente Leonardo Latella lo sostituisce parlando di Maria Fioroni. Grazie. Provo a usare questo, mi sentite meglio? Dunque, Maria Fioroni, Castelmassa 17 marzo 1887, Legnago 13 marzo 1970, è senza dubbio una delle figure di spicco del panorama culturale femminile veronese del secolo scorso. Storica, archeologa, ceramologa di valore, filantropa generosa e attenta alla sua città d'adozione, svolse la sua intensa e poliedrica attività di ricerca tra le quiete pareti del palazzo di famiglia, che a partire dai primi degli anni 30 trasformò lentamente in un museo dedicato alla storia di Legnago. Diplomatasi nel 1904 all'Istituto Magistrale del Collegio agli Angeli di Verona, fu crocerossina volontaria durante il primo conflitto mondiale. Non dimenticò mai i combattimenti di tutti i fronti e di tutte le guerre italiane. Con loro mantenne stretti rapporti epistolari. A testimonianza di questo legame sono rimaste oltre 7.000 lettere, svolgendo una straordinaria attività di supporto materiale a favore dei militari, degli internati nei lager tedeschi e delle loro famiglie. A partire dagli anni '20 iniziò sistematiche campagne di ricognizione e di scavo archeologico nella pianura veronese, che si protrassero nei 40 anni successivi, individuando così siti di fondamentale importanza e recuperando nel contempo preziose testimonianze archeologiche, altrimenti disperse dalla massiccia meccanizzazione che mutò il volto delle campagne della pianura veronese del secolo scorso. Tra i siti da lei indagati vanno ricordati Stanghelle Franzine, Villa Bartolomea, Morandine, Cerea, Cadelferro a Oppeano, Venezia Nuova e Franzine Nuove, sempre a Villa Bartolomea. Dai primi anni 30 iniziò ad allestire le sale di Palazzo Fioroni a Cordi con i materiali archeologici e con i cimeli militari e risorgimentali raccolti nei decenni antecedenti. Ebbe così inizio il primo nucleo del futuro Museo Fioroni di Legnago, al quale faceva da complemento uno dei primi musei coloniali d'Italia. Nel secondo dopoguerra, dopo aver ricostruito il palazzo di famiglia bombardato nel 1944 e dopo aver riallestito il museo, arricchendolo con le collezioni ceramiche rinascimentali legnaghesi scoperte nel 1947-48, maturò insieme alla sorella Gemma l'idea di dar vita ad una fondazione che preservasse l'immenso patrimonio raccolto, rendendolo fruibile alla città. Il 15 luglio del 1955 donò alla costituenda Fondazione Museo Fioroni, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica il 9 febbraio 1958, le sue intere collezioni e buona parte del suo patrimonio personale per il mantenimento e il funzionamento futuro del museo. Nel 1959 decise di creare a Legnago una biblioteca pubblica, inaugurata nel 1964. Per i suoi meriti culturali venne insignita del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana nel 1953. Di Commendatore della Repubblica Italiana nel 1959 e della Medaglia d'Oro del Ministero della Pubblica Istruzione per i Benemeriti della Cultura nel 1964. Venne nominata socio corrispondente dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona nel 1968, riuscendo, in considerazione della sua anziana età, a produrre solo una memoria, Ricerche e ritrovamenti nelle valli veronesi, in cui riassunse la sua quarantennale attività di scavo nella pianura veronese. Aggiungo che il nostro Museo di Storia Naturale ha intrapreso la via legale per riconoscere una delle sale, la sala di preistoria, che già ai tempi di Zorzi, Ruffo, nel secondo dopoguerra, fu intitolata alle sorelle Fioroni e quindi dovremmo anche ufficialmente intitolare una sala alle sorelle Fioroni. Grazie. Grazie. Se ci sia qualcosa dedicato alle donne ci fa piacere. Allora chiedo a Maria Luisa Ferrari, a Vasco Senatore Gondola e a Annalisa Polverari di venire
Allora, Maria Luisa Ferrari ci parlerà prima di Anna Rosa Poli e poi di Paola Azzolini. Sì, io ho la fortuna e l'impegno ho avuto l'impegno di tracciare un profilo si sente? Di tracciare un profilo di due personaggi molto significativi a Verona, anche se forse non molto conosciuti, probabilmente in particolare Anna Rosa Poli, che ha esercitato la sua attività prevalentemente presso l'università, anche se poi è stata molto attiva anche nella vita della città. Anna Rosa nasce a Bologna nel 1922 e scompare nel 2016, quindi una lunga vita caratterizzata dal coraggio di essere una pioniera, nell'affrontare diversi temi spesso innovativi e in particolare la ricerca su Georges Sand, nom de plume, pseudonimo di Aurore Dupin, una scrittrice anticonformista e al tempo stesso poco studiata, poco conosciuta al tempo. Il nome Georges Sand è un nome maschile, quindi si tratta di una donna che assume il nome e la personalità in qualche modo di un uomo. Anna Rosa è anche lei aperta a molteplici esperienze, sia nell'attività didattica, nella società scientifica, nell'ambiente civile. Tutte le donne di cui stiamo parlando oggi dimostrano una versatilità e una ampiezza di attività e di impegno. La sua vita è contrassegnata dalla continuità nell'impegno di studiosa e nella dedizione alla letteratura, a partire fin dalla sua carriera scolastica. Qui la vediamo con i genitori, questo appunto è il suo libretto universitario. Si laurea a Bologna e si diploma nella scuola di perfezionamento in filologia moderna. Il legame con Georges Sand la porta a stringere rapporti sempre più stretti, con quelli sempre più stretti con quella che diviene, qui cito, amica e creatura di Anna Rosa, che nel 1954 intervista, e questa è la foto, la nipote di Sand. Negli anni 60-70 pubblica 3 libri su Georges Sand, preceduti e seguiti da una enorme quantità di articoli e edizioni critiche, tanto da essere una studiosa specialista e conosciuta in tutto il mondo. Contemporaneamente i suoi studi si aprono ad altre tematiche, alla comparatistica, alla scrittura di viaggio, alla letteratura francese in senso più ampio. Questi interessi la portano a nuovi impegni e riconoscimenti. Dal 1977 diviene membro del consiglio direttivo del Centro Universitario di Ricerca sul Viaggio in Italia, CIRVI. Nel 1986 le viene conferito il diploma di prima classe,
questo a sinistra, insomma, la medaglia a sinistra, il diploma di prima classe dei benemeriti della Scuola della Cultura e dell'Arte del Ministero della Pubblica Istruzione. Nel 1990 è nominata Commandeur dans l'Ordre des Palmes Académiques. Nel 2002, siamo qua, nel 2002, e questo è un riconoscimento particolarmente significativo, Officier de l'Ordre National de Mérite della Repubblica Francese. Nel 2005 commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ugualmente si occupa della città, di questa città di elezione, e è sostenitrice e divulgatrice della lingua francese nel costante impegno istituzionale nell'ambito dell'università e di altre associazioni. Nel 1991 viene nominata socio corrispondente dell'Accademia, e qui nel 1993 tiene il discorso inaugurale dell'anno accademico sul Giardino Giusto, impressioni di viaggiatori stranieri, dal 1700 ai giorni nostri. Sì, la sua presenza in accademia non risulta particolarmente intensa, ma comunque significativa. Nel 1994 è eletta presidente dell'Associazione Universitaria Francofona di Verona, che presiede fino alla morte. Ha un minuto. Sviluppandone le attività per quanto riguarda i corsi di francese, le conferenze e la letteratura. Nel 92 fonda il centro di ricerca sull'Italia nell'Europa romantica, il CRIER, presso l'Università di Verona e l'Istituto di Lingue. Il CRIER pubblicherà inizialmente dei quaderni che poi avranno le caratteristiche di vere e proprie riviste scientifiche dal titolo Romanticismi. È molto impegnata nell'organizzazione di convegni, di attività di diffusione della lingua francese, qui vediamo i convegni, e nel 1993 le vengono dedicati 3 volumi, Georges Sand et son temps, omaggio a Anna Rosa Poli, che verranno presentati sia al Gabinetto Scientifico Letterario VSE sia alla Sorbonne a Parigi. Le sue ultime volontà, spero di non rubare troppo tempo, eccolo qua, con le sue ultime volontà portano all'istituzione della Fondazione Anna Rosa Poli, Georges Sand e il mondo, che dal 2017 opera in favore della ricerca, dello studio della scrittrice francese con borse di studio e finanziamento di iniziative. Voglio ringraziare per l'aiuto e per i suggerimenti che mi sono stati forniti Laura Colombo, che oggi non è potuta essere presente, ma che sicuramente ci ascolta, presidente della Fondazione, Franco Piva, professore emerito, che ha avuto uno stretto rapporto di lavoro con Anna Rosa Poli, Alessia Parolotto per i materiali grafici che avete potuto, le foto che avete potuto vedere. Ecco. Passiamo, scusate.
Passiamo a Paola Azzolini, anche lei una persona poliedrica con moltissimi interessi, che forse verranno un po' appiattiti in questo mio breve profilo. È nata a Milano nel 1938 e si trasferisce fin da giovane a Verona. Si laurea a Padova e poi consegue il dottorato in italianistica a Venezia. Si dedica costantemente all'insegnamento e contemporaneamente rivolge il suo impegno all'italianistica, alla critica letteraria, al giornalismo, quindi un'attività estremamente ricca. Come saggista pubblica studi su Manzoni, Capuana, Alfieri, sul verismo, quindi inizia con diciamo studi classici, di un periodo più classico, per poi spostarsi maggiormente verso la narrativa e la poesia contemporanea. Collabora anche a importanti e prestigiosi opere come il dizionario critico UTET e la letteratura italiana Einaudi, quindi sono opere fondamentali per la letteratura italiana. Nei suoi interessi per la letteratura contemporanea si sofferma in particolare su scrittrici italiane del Novecento, tra cui Elsa Morante, Anna Banti, Anna Maria Ortese, Paola Drigo, con molti saggi. Questo è quello su Paola Drigo, che tra l'altro appunto verrà presentato in Accademia, e conclude il suo percorso con il volume dedicato a saggi e monografie di diverse autrici, di Silenzio ed Ombra, scritture e identità al femminile nel Novecento italiano, nel 2012. I contributi e gli interventi che riguardano poi la letteratura veronese e di cui riscopre anche autori dimenticati sono molto significativi. Tra questi abbiamo lo scrittore d'avventura Luigi Motta, di cui pubblica il romanzo inedito La grande tormenta, la poetessa Caterina Bombrenzoni, Ida e Caterina Vassalini, il poeta futurista Pietro Anselmi, di cui cura l'edizione di poesia Velivolare, poesie futuriste nel 2010. Le varie pubblicazioni riguardano un'altra produzione, Lucciola, una rivista manoscritta ispirata a scritti ottocenteschi, cito qui, nello sforzo di ridare vita ai pensieri dimenticati di donne borghesi, che contengono in nuce i primi segni delle rivendicazioni femminili. Ricordiamo in particolare i suoi studi in quest'ambito sono numerosi, leggere Le voci, storia di Lucciola, una rivista manoscritta al femminile. La particolarità di questa rivista appunto è che è stata scritta a mano riportando saggi e articoli. Questa pubblicazione è curata insieme a Daniela Brunelli. Uno dei temi fondamentali della produzione di Paola Azzolini è la soggettività femminile nel quadro della storia e si presenta, la troviamo, è particolarmente significativa, scusate, anche nell'ultimo libro di Paola,
L'amore al tempo di guerra, lettere di Ottavia Arici ad Aleardo Aleardi, 1848-1849, che è basata sul carteggio delle lettere di Ottavia. Come dicevo, anche Paola Azzolini è molto impegnata e molto attiva nella città, è ispiratrice e protagonista di eventi di rilievo per più di mezzo secolo a Verona. Apporta un costante contributo alla vita culturale cittadina. È attiva in molte istituzioni, dovrei ricordarne moltissime, dalla letteraria a... mi soffermo soltanto sull'Accademia perché diversamente da altri casi che abbiamo visto finora, la sua attività, la sua presenza in Accademia è piuttosto attiva. Viene nominata socio corrispondente nel 2009 e membro effettivo nel 2016, poco prima di scomparire. Un minuto. La collaborazione con l'istituzione peraltro inizia prima. Ecco, io ho fatto un elenco, sono andata a cercare nelle memorie dell'Accademia tutte le volte che veniva ricordata, veniva citata, proprio per dimostrare, per vedere questa piccolissima ricerca mi ha consentito di vedere come il suo impegno diciamo dai primi incontri, dalle prime prestazioni in Accademia si sia intensificato e abbia coinvolto Paola Azzolini come scrittrice, come protagonista in maniera sempre più significativa. Quindi abbiamo all'inizio la presentazione dell'annuario della Valpolicella, la presentazione nel 95, nel 97 la presentazione del romanzo del giornalista Donatello Bellomo, nel 2010 del volume di Antonio Balestrieri, nel 2011 del libro di Paolo Dorigo e Maria Zeff, di cui Paola è curatrice con Patrizia Zambon, vi l'ho mostrato prima, e nel 2016 una sessione dedicata proprio al suo volume L'amore al tempo della guerra. Anche come giornalista è molto attiva, scrive su diverse riviste, su quotidiani, vi faccio anche qui un elenco: Lettere italiane, L'Immagine, Leggere Donna, Studi novecenteschi, la pagina culturale dei quaderni, cura la pagina culturale dei quotidiani, L'Arena di Verona, Giornale di Vicenza, Brescia Oggi. Dal 2014 avvia la collaborazione anche con la rivista online Oblio, quindi al passo anche con i tempi. Le viene assegnato sempre nel 2016 il premio Vittore Bacchetta come testimone di valori civili e democratici. Muore improvvisamente nel 2016 a Verona. Recentemente i figli Francesca e Giovanni Predicatori, non ho mai nominato il nome del marito, ma perché Paola Azzolini si è sempre firmata solo con il suo cognome.
E hanno donato all'Accademia l'archivio della madre, che contiene, e qui cito, documentazione raccolta dalla stessa in ordine a vari temi di rilievo letterario ad indirizzo storico, filologico, semiologico, psicanalitico. Ecco, anche questo ci dimostra, questa sintesi ci dimostra gli interessi variegati di questo personaggio. Il materiale non è ancora consultabile, non ho potuto vederlo per preparare queste poche righe, ma quando sarà possibile studiare ci darà l'opportunità sicuramente di approfondire la conoscenza e il pensiero di una letterata che tanto ha contribuito alla nostra città. Grazie. Prego di rimanere nei tempi, altrimenti voglio dire gli interventi che esondano vanno a togliere tempo agli altri. Allora, Vasco Senatore Gondola, Laura Castellazzi. Grazie, sì. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, a tutte e a tutti. Io brevissimamente Laura Castellazzi. Forse è meglio questo. Sì, grazie. Laura Castellazzi viene da famiglia lombardo-veronese. L'origine della famiglia è comasca. Il nonno Teodorico, peraltro, si trasferisce a Verona nella seconda metà dell'Ottocento, era un imprenditore, fu assessore nel comune di Verona alla fine dell'Ottocento con l'amministrazione del tempo. Laura Castellazzi nacque poi a Milano nel 1927 dal figlio di Teodorico, Lino, e da Rosa Biffi. Si laureò in lettere classiche e successiva specializzazione in paleografia, sempre a Milano. Qui intraprese la carriera di archivista nel 1958, partecipando a un concorso per 285 concorrenti. 20 posti erano in palio e Laura Castellazzi riuscì a essere uno dei 20 e ricevette l'incarico, la nomina, il 1° aprile del 1959, però per pochi mesi soltanto, poi si trasferì a Verona, venne qui a Verona con i genitori. Qui anche avevano una proprietà a Valeggio, sul Mincio, quindi aveva un riferimento importante, e entrò nell'archivio di Stato che allora era diretto dal direttore che era Giulio Sancassani, lo storico che tutti conosciamo, anche nostro accademico. Giulio Sancassani era subentrato nel 1949 al precedente archivista, il professor Gino Sandri, altro grande personaggio veronese. Laura Castellazzi, tornata in città con i genitori, svolse con dedizione, passione e sapiente impegno tutta la sua carriera qui in Verona. Dapprima affiancò Giulio Sancassani nella fase più impegnativa di riavvio e stabilizzazione dell'Archivio di Stato cittadino, nell'iter per la realizzazione della nuova sede in via delle Franceschine, che era una ex caserma del Genio Civile, e la nuova sede venne inaugurata il 14 maggio 1961. Tra le foto dovrebbe esserci anche una immagine appunto di questa inaugurazione. E assistette Sancassani anche nella delicata opera di inventarizzazione del patrimonio documentario e nella organizzazione di rilevanti eventi culturali, fra cui in particolare il 12° congresso dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, che si svolse in Verona alla Gran Guardia nel 1963. Acquisì l'idoneità alle funzioni di direttore e quando nel 1973 Sancassani andò in pensione, fu chiamata a prenderne il posto ufficialmente il 16 gennaio 1974. E per 18 anni svolse quel ruolo con serietà, competenza e passione fino al 1992, anno del suo pensionamento. Nel dicembre dell'83, per un anno, svolse pure la direzione ad interim dell'Archivio di Stato di Padova. Il 20 febbraio del 90 ricevette dal Ministero la promozione a dirigente superiore e 2 anni dopo concluse la sua attività. 33 anni
svolti a servizio dell'archivio e a servizio della cultura storica a Verona. A lei subentrò alla guida dell'Archivio di Stato la dottoressa Angela Miciluzzo, già sua collaboratrice, e successivamente l'archivio continuò a guida femminile, visto che la giornata e l'evento è dedicato alle donne, con la dottoressa Falchi e attualmente con la dottoressa Bianchini. Nubile, senza figli, abitò a Verona con soggiorni a Valeggio e a Saviore dell'Adamello. Conclusa la sua vita lavorativa, persi anche 2 fratelli, oltre ai genitori, Ezio e Milena, rimase in contatto con i 5 nipoti, che non nomino, e dai quali ho ricevuto qualche fotografia rara dall'album di famiglia, che potrete vedere, sono 2 o 3 fotografie. Trascorse gli ultimi anni a Bergamo e si spense il 3 dicembre 2018. La sua salma venne deposta nella tomba di famiglia, la numero 46, all'ingresso del cimitero monumentale di Verona. Laura Castellazzi fu dal 1981 socio corrispondente della Deputazione di Storia Patria per le Venezie. Fece parte dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, socio corrispondente nel 1974, membro effettivo nell'84, membro emerito nel 2014. Fu lei che in questa sala, per incarico del presidente Vanzetti, nella seduta accademica del 27 febbraio dell'83, commemorò con belle parole Giulio Sancassani, delineandone la biografia e anche la bibliografia. Svolse, lo vogliamo sottolineare, un ruolo importante nella cultura veronese, con serietà, dedizione, senza voler mai apparire e con una continuità. Svolse il ruolo sia quanto richiesto nel campo della catalogazione e ordinamento anno per anno di tutta la documentazione degli enti pubblici veronesi e delle successive donazioni e acquisizioni documentaristiche, per cui ha contribuito alla crescita della ricchezza del patrimonio dell'Archivio di Stato, sia poi anche con attività di ricerca personale su molteplici filoni. Fu in relazione con i maggiori studiosi veronesi del tempo, con le istituzioni, sempre aperte e disponibile a collaborare. Sarebbe lungo elencare i contributi che compaiono in molteplici pubblicazioni, le più significative della storia veronese. Insomma, Castellazzi, pur tendenzialmente riservata e poco incline ad apparire, fu garbata coprotagonista della splendida stagione creativa della cultura veronese, accanto a nomi illustri quali Laita, Vecchiato, Barbieri, Gonella, Magagnato, Fainelli, Castagnetti, Vanzetti, Rossini e tanti altri, quando rifiorirono o nacquero nuove istituzioni, in primis la nostra università. Coltivò collaborazioni però anche con altre realtà italiane, ebbe contatti con ricercatori a livello nazionale che aveva conosciuto anche nella sua giovinezza, cerco di concludere, e in particolare con il direttore Filippo Valenti dell'Archivio di Stato di Modena, con Ugo Cova dell'Archivio di Stato di Trieste, e svolse in sostanza anche partecipazioni intense a convegni nazionali, se non internazionali. Gli studiosi veronesi la nominano ancora oggi con grande simpatia, la si ricorda ovviamente anche in accademia, simpatia e soprattutto apprezzamento per l'opera che ha svolto con una dedizione totale. L'attuale direttrice dell'Archivio di Stato veronese, la dottoressa Chiara Bianchini, ne ricorda e con una punta di commozione la figura di studiosa, riservata, precisa e grande ricercatrice. Il maggior titolo di merito nel campo dell'archivistica è l'avere predisposto con estremo rigore la voce veronese nel 4º volume della Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani, frutto di un lavoro lungo, certosino, oltremodo impegnativo. E chiudo con una annotazione. Laura Castellazzi non ha conosciuto le grandi e profonde trasformazioni e innovazioni tecnologiche che gli archivi stanno vivendo anche in questo tempo presente, per le prodigiose conquiste della tecnologia, di digitalizzazione di documenti e cose di questo genere, ma ha lasciato impresso nella operatività del suo Archivio di Stato, anche nella nuova sede
dove c'è il 2015, un segno profondo della sua garbata umanità, uno stile particolare fatto di attenzione, di accoglienza, di disponibilità collaborativa, di umanità, che continua a caratterizzare quanti oggi vi prestano la loro opera e, dall'altra parte, gratifica gli studiosi che vi svolgono le loro sempre preziose ricerche. Grazie. Allora chiudiamo questa prima parte sull'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona con Annalisa Polverari che ci parla della situazione attuale. Buonasera. Buonasera, intanto saluto tutti, io sono una docente dell'Università di Verona, sono una patologa vegetale, sono membro di questa accademia, membro effettivo di questa accademia dal 2022 nella classe di Scienze. Molto interessanti i discorsi che abbiamo sentito, le storie di queste donne del passato che sono state capaci di far riconoscere il proprio valore in un tempo in cui sicuramente la società era più maschile e maschilista di quanto sia oggi. Questo ci porta però anche a riflettere sulla situazione attuale delle donne in accademia, non solo in questa accademia, ma ho cercato di fare anche un lavoro un po' comparativo riguardante altre accademie scientifiche italiane. Molte istituzioni, non solo le accademie, si stanno interrogando sulla possibilità di incentivare, valorizzare e riconoscere il ruolo e il valore delle donne nella scienza più in generale, e quindi a partire già dalle Nazioni Unite che hanno definito tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile anche la parità di genere, l'UNESCO che ha lanciato questa giornata internazionale delle donne e ragazze nella scienza ormai 10 anni fa, e molte accademie più o meno antiche, università accompagnate da eventi, libri e quindi tutta una serie di ragionamenti sulla possibilità di effettivamente riconoscere il merito e superare i pregiudizi, come dice l'Accademia dei Georgofili. Allora, veniamo a questa Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, che comprende 187 soci attualmente, di cui 31 sono donne, quindi il 17%, quindi siamo anche un po' sotto le percentuali che abbiamo menzionato per l'Accademia Galileiana. In particolare sono poche le donne nella classe di agricoltura, scienze matematiche, fisiche e naturali, che chiamerò per brevità la classe di scienze, dove le donne sono il 14% ed è questa fetta verde chiaro. Un pochino più rappresentate, appena più di un quarto, nella classe di scienze morali, storiche e filologiche, che chiameremo per brevità la classe di lettere. Quindi le donne sono meno rappresentate nelle classi di scienze e questo non è una novità. Se andiamo a guardare poi per categorie, vediamo che nella classe di scienze le donne sono ancora meno rappresentate tra i membri effettivi, mentre sono un pochino più rappresentate, il 22% tra i soci corrispondenti, 17% extra ordinem, nessuno emerita. Un pochino maggiore di nuovo è la presenza delle donne nella classe di lettere, quindi una bassa presenza in generale nell'accademia, più bassa nelle classi di scienze, più bassa ancora salendo ai livelli più apicali. Quando hanno cominciato ad entrare le donne in questa accademia? Per fare questa ricerca, devo dire, non è stato facile e ringrazio Chiara Contri che mi ha aiutato un po' a frugare negli atti e nelle memorie dell'accademia, perché bisogna andare negli elenchi e cercare nome per nome quando le persone sono entrate, quindi forse una presenza di un database, potremmo provare a pensarla, un database interrogabile in cui si possano identificare le informazioni magari in maniera più facile, perché è interessante vedere come nel 1954, abbiamo detto, le donne erano due, le prime due, no? Eva Tea e Paola Gambaro, poi sono diventate tre e negli anni 70 erano ancora tre, quando gli uomini erano 97. Poi c'è stata una stasi sostanzialmente fino grossomodo agli anni 90, 85, 90, 84, abbiamo alcune persone presenti qui che sono entrate nell'84 e poi vedete che la curva sale, quindi c'è stata a un certo momento una certa maggiore attenzione alla presenza delle donne, o più donne si sono presentate come interessate alla partecipazione all'accademia,
e quindi il numero sale in maniera un pochettino graduale ma abbastanza consistente nel tempo. E sicuramente dobbiamo anche ringraziare la reggenza degli ultimi 10-15 anni che ha accettato, favorito, incentivato la presenza delle donne. Diciamo negli ultimi 10 anni abbiamo 15 donne in più. Che cosa fanno? Oltre che gli aspetti numerici ci interessa anche sapere chi sono queste donne, che cosa fanno, non menzioniamo tutte, però guardando alla suddivisione per discipline vediamo che la maggior parte, perdonatemi se è un po' grossolana la divisione, sono impegnate in argomenti che riguardano la storia o la storia dell'arte, i beni culturali. L'archeologia l'ho lasciata a parte perché, pur facendo parte sicuramente dei beni culturali, però è più specifica. Ci sono 4 nostre socie che si occupano di archeologia, 3 di agraria, 2 per l'economia, la medicina e le scienze naturali, una donna per ciascuna di queste categorie: ambiente, giornalismo, lingue, microbiologia e musica. Metà di queste accademiche donne sono docenti universitarie. Bene, quindi nel loro essere complessivamente un 17% delle socie dei soci dell'Accademia hanno comunque prodotto molto in proporzione, perché il 37% degli eventi che sono stati organizzati in Accademia negli ultimi 2 anni sono stati promossi o organizzati o presentati, tenuti da donne. Quindi comunque nel loro piccolo hanno saputo far vedere il loro lavoro e contribuire alla vita dell'Accademia. In altre accademie, rapidamente vorrei fare un po' di confronti: siamo bravi o non siamo bravi? Prima rimaniamo in Veneto, quindi Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti. Io non mi dilungo a presentare queste istituzioni che probabilmente conoscete, prestigiose, che hanno avuto al loro interno anche delle donne di grande spessore. La situazione grosso modo è la stessa. Fondazione 1803, 347 soci, il 20% sono donne e di nuovo sono di meno le donne nella classe di scienze rispetto alla presenza nella classe di lettere. Accademia dei Lincei, qui saliamo a livello nazionale. L'Accademia dei Lincei, fondata nel 1603, un'accademia molto antica, molto prestigiosa, che di nuovo non ha bisogno di grandi presentazioni. Possiamo solo dire che poco dopo la sua fondazione, nel 1611, Galileo aderisce a questa Accademia dei Lincei, ed è nell'ambito proprio dei Lincei che viene pubblicato il Saggiatore, quindi un importantissimo testo che riguarda appunto l'origine delle comete e le polemiche che c'erano intorno alle teorie del tempo. Quindi un'accademia molto importante, con 667 soci, e di nuovo il 18% sono donne. Giriamo intorno a quel 20%, no, che si riscontra quasi sempre. In questo caso abbiamo una leggera maggiore presenza delle donne tra gli accademici di scienze rispetto agli accademici della classe di lettere, ma se saliamo a valutare gli effettivi, quindi quelli che nei licei si chiamano nazionali, che sono gli effettivi nel nostro linguaggio, sono veramente poche. Le donne nella classe di scienze sono persone di grandissimo spicco scientifico, sono veramente poche. L'Accademia dei 40, non so se la conoscete, l'Accademia dei 40, Accademia delle Scienze, detta dei 40, anche questa è un'accademia molto prestigiosa nell'ambito scientifico, fondata nel 1787, le donne sono il 13%, possiamo dire come nota positiva che però l'Accademia dei 40 è stata la prima di queste storiche accademie scientifiche ad avere come presidente una donna. Emilia Chiancone, che era una biochimica, che è rimasta presidente dell'Accademia fino alla sua morte nel 2018. L'ultima che voglio considerare è l'Accademia dei Georgofili, di cui anche io faccio parte. L'Accademia dei Georgofili, fondata nel 1753, si occupa di agricoltura, quindi ha lo scopo di fare esperimenti, continue, ben regolate esperienze e osservazioni per condurre l'arte giovevole della toscana coltivazione, a sede a Firenze, ed è la più antica accademia al mondo che si occupa di agricoltura, ambiente e alimenti. 1235 soci, poche di nuovo sono le donne,
Di meno, come al solito, sono presenza minore tra i soci ordinari, maggiore nei corrispondenti e negli aggregati, ma trovo interessante, ed è anche questo merito della reggenza degli ultimi 10 anni, la presenza delle donne all'interno del consiglio accademico, perché si è cominciato già 10 anni fa ad inserire una donna nel CDA, nel consiglio accademico, scusate, e adesso su 11 membri ci sono già 5 donne, quindi la metà della reggenza di questa accademia di agricoltura, possiamo dire, no? Accademia dei Georgofili si occupa di agricoltura, ha un ambito che tipicamente è più maschile rispetto ad altri ambiti, in cui invece si sta facendo uno sforzo importante ed è stata anche nel 2021 allestita una mostra fotografica richiamata anche dalle televisioni regionali della Toscana, proprio intitolata Riconoscere il merito, superare i pregiudizi e quindi considerare l'attività e l'apporto delle scienziate ai georgofili. Questo andamento che abbiamo visto nelle diverse accademie riflette abbastanza quella che è la presenza delle donne nelle facoltà, negli studi scientifici, perché se andiamo a vedere il numero di studenti immatricolati nei corsi di studio scientifici o non scientifici, STEM e non STEM, cosa vuol dire? STEM è un acronimo che in inglese sta per scienze, tecnologie, ingegneria e matematica, quindi scienze tipicamente dure, cosiddette, no? Nelle quali il 63% degli iscritti nell'anno accademico 2018-19 erano uomini e il 37% donne. Il contrario osserviamo invece nei corsi di laurea non STEM, quindi tutti quelli che non appartengono a queste discipline, diciamo, delle scienze dure, dove le donne sono la maggioranza, il 62%. Quindi è anche un po' l'attitudine delle ragazze, forse, che tendono ad iscriversi meno a questi corsi, e per questo anche c'è un certo lavoro anche nelle scuole primarie proprio di avvicinamento delle ragazze alle discipline delle scienze. Ecco, questo è un dato di SkyTG24, qualche anno dopo, quindi più recentemente ancora solo il 39% delle donne si iscrivono ai corsi STEM. Il 39% degli iscritti ai corsi STEM sono donne, scusate. Questo per quanto riguarda l'attitudine alle discipline. Per quanto riguarda la presenza nei vertici delle accademie, questo avviene anche nell'università, cioè laureate e laureati, donne e uomini, sono grossomodo in percentuale simile. Quando si sale il dottorato a livello delle ricercatrici, le professoresse associate, le professoresse ordinarie, torniamo a quel famoso 20%. Nei livelli apicali le donne sono molto meno presenti, anche quando in partenza erano diciamo con le carte in regola per poter fare una carriera. Quando le donne hanno iniziato ad entrare nell'accademia, un minuto. Sì, alcune cose le abbiamo già sentite nell'interessante introduzione della dottoressa Magaraggia. Sì, vorrei soltanto sottolineare come in alcune accademie, ma l'abbiamo già detto, per esempio nei lincei fondati nel 1603, la prima ad entrare nell'Accademia dei Lincei è soltanto 200 anni dopo, 270 anni dopo. Ecco, poi abbiamo accademie che hanno visto dei nomi molto significativi, Rita Levi Montalcini nel 1980 nell'Accademia dei 40. Comunque siamo arrivate ad un certo livello, attualmente in Italia le rettrici sono di nuovo il 20% di tutti i rettori che gestiscono le università italiane, il 20% delle società medico-scientifiche è guidato da una presidente donna, il 21% dei consiglieri negli ordini degli agronomi sono donne, siamo sempre lì. Alcuni nomi molto di spicco hanno raggiunto dei livelli veramente eccellenti, ma fanno notizia, quindi vuol dire che non è ancora considerato normale che le donne possano arrivare a determinati livelli. E quindi chiudo, questo è un breve riassunto di quello che ho già detto, posso anche trascurarlo, i concetti penso siano chiari. Mi piace segnalare che l'11 febbraio è la giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza, stabilita dalle Nazioni Unite già 10 anni fa, e direi che spetta a tutti noi, con le parole di Elena Cattaneo, donne e uomini, riconoscere e scardinare dal modo di pensare gli stereotipi che trattengono anche noi stessi a volte da realizzare le nostre aspirazioni, e invece cercare di contribuire con i nostri talenti alla società in cui viviamo, e vi ringrazio. Grazie.
Grazie professoressa, grazie anche per aver evidenziato la differenza tra la cultura classica e la cultura scientifica, dove ancora di più si vede come la differenza tra uomini e donne. Insomma, abbiamo capito che dobbiamo battere sto 20%, cioè sto 20% ce lo ritroviamo sempre. Bene, allora adesso andiamo alla seconda parte nella quale faremo un po' un discorso comparato e sentiremo appunto voci femminili dalle altre accademie. Quindi invito Mario Allegri, Tiziana Franco e Laura Hock. Tiziana Franco è arrivata? Si è materializzata. Eccola, prego. Prego, sì, venite tutti e tre. E Mario Allegri ci parlerà delle donne nell'Accademia degli Agiati di Rovereto, Tiziana Franco invece delle donne nell'Accademia Galileiana di Padova e Laura Hock delle donne nell'Accademia Filarmonica di Verona. Grazie per essere venuta. A Mario Allegri allora. Rovereto è stata la prima di quelle che ho indagato ad avere una presidente donna. Cosa? Rovereto è stata la prima di quelle che ho indagato del Triveneto ad avere una presidente donna. Sì, da 3 anni. Complimenti. Ma ce n'è stata una prima, già nel Settecento. Perché era anche ricoverata. No, ma gli agiatissimi, cioè nell'Accademia degli Agiati i presidenti di ogni tornata mensile variavano e diventavano agiatissimo o agiatissima. Bianca Laura Saibante, che è tra le fondatrici dell'Accademia nel 1750, è stata più volte presidente in quanto agiatissima. Naturalmente l'Accademia degli Agiati non vuol dire quelli che sono ricchi e hanno soldi, ma quelli che studiavano con molta calma, si mettevano con agio a studiare e a lavorare. Adesso, un attimo solo, credo di avere un quarto d'ora, mi hai detto... Sì, un po' meno. Mi faccio subito. Benissimo. La vita di Bianca Laura Felicita Gioseffa Anna Saibante, 1723-1797, si intreccia strettamente con le vicende dell'Accademia Roveretana degli Agiati, di cui il 27 dicembre 1750, con il nome accademico di Atalia Sabina Camburi, fu tra i 5 fondatori in un salotto letterario del suo stesso palazzo, punto di riferimento degli intellettuali locali. Tra i fondatori, con il fratello Francesco e gli abati Gottardo Festi e Felice Givanni, va ricordato soprattutto Giuseppe Valeriano Vannetti, 1719-1764, che sposerà nel 1754. Un matrimonio non proprio felice e avvolto un po' nel mistero, di sera tarda, senza invitati, modo insolito per le 2 famiglie più inviste nella città, dal quale nascerà nello stesso anno, fomentando maliziosi sospetti, anche per la situazione economica disastrosa del marito, il figlio Clementino, che per oltre un ventennio, dal 1770 alla sua morte nel 1795, sarà il dominus incontrastato degli Agiati, fino a identificarsi interamente nell'Accademia, soccorso non poco in questo dalla madre Bianca Laura. Di famiglia del patriziato cittadino più in vista, assieme ai Todesco, ai baroni Cavalcavò, ai Rosmini, i Saibanti avevano nel tempo ricoperto
le prestigiose cariche di governo, una famiglia arricchitasi con il commercio di legname e seta, ma anche con prestiti di denaro. Bianca Laura ebbe un'educazione di alto livello, dapprima nel convento trentino delle Orsoline, dove imparò italiano, latino, tedesco, francese, disegno, pittura, musica e cucito, come era costume allora. Poi in casa propria, dove alloggiava il letterato e filosofo Girolamo Tartarotti, 1706-1761, corrispondente di Muratori, l'intellettuale roveretano più illustre del Settecento, suo precettore e introduttore nel Trentino del metodo critico moderno. Con Tartarotti Bianca Laura approfondì lo studio e la pratica delle lettere latine e italiane, con un'attenzione particolare a Dante e a Petrarca. Nella Rovereto, che godeva di un'indipendenza assoluta dal Principato Vescovile di Trento e della protezione diretta della corona viennese, poté inoltre approfondire in libertà, ripeto, anche gli studi filosofici e giuridici, che tra gli agiati erano molto fiorenti: Newton, Tomasius, Spinoza, Locke, Wolf, Montesquieu. Nei primi anni dell'Accademia ricoprì più volte il ruolo di agiatissima, cioè di presidente, e non mancò mai una relazione mensile: poesie di stampo petrarchesco, scherzi, cicalate, divertimenti, spesso per nobili nozze, novelle giocose all'uso toscano, traduzioni dalla Bibbia, epistole, ragionamenti, eccetera, eccetera, che le attirarono le lodi tra i tanti di Metastasio, di Chiaromonti, di Bettinelli e le attenzioni di numerose accademie, tra cui quelle romane dell'Arcadia e degli Occulti, oltre all'Accademia degli Umbri di Foligno e degli Occulti di Brescia, che la vollero socia. Dopo il matrimonio e la nascita del figlio, la sua attività accademica si diradò, anche per ostacolo del marito, impegnatissimo nell'attività pubblica e letteraria. Era traduttore dal tedesco e da varie altre lingue, 5. Valeriano Vannetti era ricercatissimo dai librai e dai giornali letterari, specie di aria veneta. Dalla nascita di Clementino e ancor più dalla morte del marito, con le mani fredde perché fa freddo, 1764, fu occupata quasi interamente dal governo della casa e dalla educazione e costruzione della carriera letteraria del figlio, descritto, cito, fitto alla gonna della madre, condotte con molta energia, tanto da meritarsi da lui l'appellativo di Papa. Lui chiamava la mamma Papa, per l'energico assolutismo pedagogico esercitato nei suoi confronti. Non dobbiamo però pensarla come una semplice donna di casa rassegnata ai lavori domestici. A dircelo sono alcuni suoi discorsi, uno per ciascuno dei successivi 8 anni dopo il matrimonio, sulla condizione femminile al tempo. Ed è questo il versante che oggi ci interessa di più, certamente non le sue prestazioni letterarie. In sintesi, per il poco spazio concesso, Bianca Laura disegna un modello femminile che si richiama all'ideale biblico, ma anche romano, della Roma repubblicana, ben inteso, della donna forte, padrona di casa e saggia, madre anzitutto, rivalutando un ruolo allora nelle sfere intellettuali più alte piuttosto svalutato. Con il ragionamento intorno allo spirito delle donne, 29 aprile 1755,
entrava nel vivo del dibattito filosofico contemporaneo, toccando il tema delicatissimo dell'uguaglianza, quantomeno spirituale, dei due sessi, pur non urtandosi troppo con le tradizioni e predicando un modello di donna, cito, leggiadra, saggia e dotta, capace di utilizzare al meglio i doni ricevuti dal cielo e dalla natura, senza tuttavia mai eccedere. Secondo Laura, ruolo privato e ruolo pubblico della donna di spirito non dovevano essere in contrapposizione, ma in un rapporto di corrispondenza e di integrazione reciproca, secondo l'esempio proprio dell'imperatrice Maria Teresa, protettrice diretta dell'Accademia, donna di lettere, donna di arte, ma anche donna di saldo governo. Numerosi sono gli interessi e gli spunti sul comportamento femminile, muovendo dalle, cito, antiche donne, soprattutto romane, per arrivare ai tempi odierni, insistendo soprattutto sulle virtù femminili. Queste virtù sono onestà, castità, riservatezza contro le saloniere più spregiudicate dell'epoca, e puntando l'interesse sulla curiosità delle donne, perché le donne sono curiose, sulla loro superbia che riprovava, sul valore della conversazione civile, sulle relazioni da tenere in pubblico, contro naturalmente il cicibeismo, e in privato anche. Infine sull'abbigliamento e sulle acconciature, temi e opinioni da riconsiderare certamente in relazione ai tempi, specie quelli pre-rivoluzionari francesi, ma con spunti anche attuali. Per esempio, sull'abitudine di cedere il passo alle donne, cito, in apparenza non biasimevole, ma in sostanza di molta laude non degna, in quanto, cito ancora, come le agevolezze si usano verso gli infermi, così le cortesie verso le donne non significano riverenza, ma compassione. Le donne dovevano stare in guardia, dunque, nell'accettare alcuni gesti degli uomini, anche se dettati da nobili sentimenti. Assecondarli, secondo Bianca, non faceva che confermare il pensiero che oggi definiamo maschilista. I discorsi di Bianca Laura saranno pubblicati a Venezia nel 1781 presso la Stamperia Coletti, con l'aggiunta di alcune lettere. Un ultimo spunto per restare nei tempi, visto anche la giusta severità della Presidente di questa sessione, un ultimo spunto di interesse, procedo rapidamente, come mi è stato chiesto, è dato dalla lettera si chiama Lettera intorno all'educazione dell'unico figliolo, ultima dissertazione accademica presentata nel 1766, dove Laura, proponeva una posizione abbastanza anomala per quel tempo e per il suo rango, quella di una madre colta che si occupa dell'educazione di un figlio adolescente, fuori dagli schemi consueti, anche quelli paterni con i quali il figlio Clementino era stato sino allora cresciuto, con un tu confidenziale piuttosto insolito in queste relazioni genitore-figlio, Settecento. Bianca Laura richiamava il figlio ai suoi doveri,
attraverso non i dettami classici dell'educazione nobiliare più tradizionale, bensì secondo principi ispirati al senso dell'utile e intesi a formare un cittadino consapevole, in particolare attraverso l'apprendimento delle scienze naturali, di quelle agrarie, del diritto, della lingua tedesca. Siamo nel Sud Tirolo, ma Clementino dissenterà, diciamo clamorosamente, per un equivoco, diventando addirittura nel secolo successivo vessilifero dell'irredentismo, per una poesiola. Allora, le scienze naturali, quelle agrarie, il diritto, la lingua tedesca, la retorica, la logica e la filosofia morale, discipline, secondo Bianca Laura, più utili alla vita. Un tema, questo dell'utile, che ritorna spesso nei suoi scritti e non poteva essere altrimenti, considerata la provenienza della famiglia e di tutta la classe dirigente di Rovereto dal ceto mercantile, sempre bene attenta anche nella costruzione dei propri palazzi, non affidata mai ai grandi architetti, ma ai geometri del tempo, sempre ben attento alla misura e al riservo nell'ostentare le proprie ricchezze. Un valore anche questo. Grazie. Allora, da Rovereto all'Accademia Galileiana di Padova con Tiziana Franco. In realtà lei era contro i salonier, ma le saloniere erano delle grandi intellettuali e i salotti erano dei luoghi di cultura. Allora, buonasera a tutti, mi scuso di non aver potuto essere stata presente, ma come tutti sappiamo ci sono fatti nella vita che non si possono, come dire, prevedere in anticipo. Però ecco, sono contenta di poter presentare qui il caso dell'Accademia Galileiana di Padova, che quando c'è stato il progetto di definizione di questa giornata, ho proposto per verificare se la presenza di un'università di lunga data come quella padovana potesse avere in qualche modo inciso sulla presenza femminile. E vedrete come in realtà non ha inciso in modo significativo, se non forse nei primi tempi. Innanzitutto presento l'Accademia Galileiana. L'Accademia Galileiana deriva dall'Accademia dei Ricovrati, che viene fondata nel 1599 dall'abate Federico Cornaro, alla presenza di 25 uomini illustri, tra questi anche Galileo Galilei. L'apertura ufficiale è nel gennaio del 1600. Inizialmente si riunivano in case private, nelle case dei presidenti, poi vengono ospitati nella quella che noi conosciamo oggi come Sala dei Giganti, e comunque negli spazi della Reggia Carrarese, e poi in altre sale della Reggia Carrarese. Quella che vedete sulla destra è quanto resta della Reggia Carrarese, dove è l'attuale sede dell'Accademia Galileiana. Nel 1779 il Senato Veneto ordinò la fusione tra l'Accademia dei Ricovrati con quella di Arte Agraria, istituita nel 1769, ed è in quel momento che nasce l'Accademia di Scienze, Lettere e Arti, no? Oggi Accademia Galileiana di Scienze, Lettere e Arti. Da storica dell'arte medievale non potevo non mostrare l'attuale sala dell'Accademia, perché gli accademici nel 1779, quando appunto si costituiscono, in realtà smantellano la cappella carrarese realizzata a metà
300 e dipinta tutta da Guariento per allargare la loro sala. E però parte della decorazione resta e nel ciclo biblico si vede questa Giuditta e Oloferne che non so come gli accademici potessero vedere nel suo aspetto un po' inquietante per la prevalenza maschile dell'Accademia. Ecco, inizialmente le riunioni degli accademici erano strettamente private. Questo è tratto dal sito dell'Accademia, poi diventano pubbliche, vi potevano accedere le maggiori autorità cittadine che potevano appunto assistere alle lezioni tenute dai soci. Dal 1735 ospita una volta al mese adunanze di letterario esercizio e poi si distingue la parte, gli interventi di parte letteraria e di parte scientifica. Nei verbali degli incontri non si fa riferimento a una presenza femminile fino alla seduta del 10 gennaio 1673, quando si dice con un numerosissimo consesso d'ascoltanti, il qual si rese cospicuo per molte dame, che vollero al splendor delle lettere aggiungere quello della bellezza, o forse perché a quest'antro erudito non mancassero le sue graziosissime ninfe. E qui si capisce una concezione femminile molto di contorno. Ecco, però in questo giro d'anni in realtà la presenza femminile comincia a esserci. Evidentemente c'è una sensibilità anche allargata, una cultura aperta in senso europeo, a presenze straniere, per cui è il momento in cui c'è la prima donna laureata credo al mondo, Elena Cornaro Piscopia, che è anche la prima ricovrata donna per acclamazione l'11 febbraio del 1669, significativamente col nome accademico di Umile. Nella seduta del 14 marzo viene letta una sua lettera molto erudita dove ringrazia della elezione ed è solo successivamente che però prende la laurea in filosofia, non le viene concessa quella in teologia, nel 1678. E ricordo, qui ho dimenticato di mettere la data, nel 1679 i riformatori dello studio patavino vietano di nuovo che le donne possano laurearsi. In questo stesso momento in cui viene ammessa lei, sono ammesse una serie di donne. Nei testi discussi, presentati da parte maschile, molto si discute sul ruolo della donna, sulla sua educazione, però in questo momento entrano più donne. Tra il 1669 e il 99 sono ammesse ben 26 donne tra i ricoverati, per lo più letterate e studiose francesi. Però ecco, non sono quasi mai presenti a Padova né tantomeno presenti nell'Accademia, cioè erano elezioni formali di indicazione culturale, diciamo di prestigio dell'Accademia. Qui ne ho elencate alcune delle 26, sono letterate, filologhe, donne di significativa cultura. Ho messo l'immagine di questa Sophie Elisabeth Cheron perché era anche pittrice, quello che vedete è un suo ritratto. Però se volete sapere di più su queste donne vi rimando al testo che è stato anche per me di riferimento di Leda Viganò, che ha proprio trattato la vicenda femminile presso l'Accademia oggi galileiana nel 6 e 700. Ecco, è interessante, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia in realtà sappiamo che è presente in Accademia fisicamente solo 2 volte. Il primo caso evidentemente non potevano negarglielo perché era stata la prima donna laureata e questo avviene il 15 luglio del 1678 dove si dice appunto ha la meritata laurea in filosofia e quindi con molta lode risolse l'Accademia ricovrata applaudere alle di lei glorie con la presente pubblica reduzione.
e poi una seconda volta nel 1681, quando è in visita un inviato del re di Francia, Luigi XIV, e lei recita in latino un elogio dell'ospite, ma appunto il verbale dice che lei recita il suo elogio e poi se ne va subito via, e tutta la cerimonia di accoglienza dell'ospite prosegue. Un'altra presenza femminile, ma è praticamente l'unica, è in occasione della commemorazione della morte di Elena Cornaro Piscopia, il 1 settembre del 1684. Fu presente Gabrielle Paten, appunto l'unica donna, oltre alla Cornaro, a essere personalmente intervenuta come oratrice in accademia. Furono letti degli epigrammi, detti con grande spirito dalla signora Gabriela Carla Patina, uno proprio, l'altro della signora Carla Caterina, sua sorella, che trattandosi di dama sì virtuosa, hanno ambedue voluto confondere il proprio sesso e fare insuperbire la natura stessa nel vedere giovani sì tenere d'anni essere così mature di virtù. Ecco, l'insieme di tutte queste composizioni vengono pubblicate a spese di Charles Paten, che era il padre delle due sorelle che intervengono. E questo personaggio è un personaggio un francese, medico, chirurgo, formatosi alla Sorbona, che poi si trasferisce esule a Padova ed è una personalità attiva all'interno dell'Accademia Galileiana, ed è uno che molto valorizza la presenza femminile e forse in modo un po' nepotistico fa entrare come ricovrate tanto la moglie quanto le due figlie, ma però mostrando appunto uno spirito di apertura verso il ruolo femminile, verso un'educazione approfondita delle donne, ed è grazie a lui che anche entrano, anche se in modo, come abbiamo visto, formale, altre donne. Nel Settecento c'è presso l'Accademia una cultura più aperta, più sensibile alle aperture anche illuministiche, almeno per la prima metà del Settecento. Vengono ammesse però solo 15 donne, in questo caso per lo più italiane più che straniere. Alcuni casi sono interessanti, appunto il testo della Viganò entra in dettaglio. In basso a destra vedete la Saibante, che oltre a essere fondatrice, cioè fondatrice dell'Accademia degli Agiati di Rovereto, è anche una ricoverata. È anche significativo che sono tutte legate all'ambiente dell'Arcadia. Ho selezionato queste due, questa Luisa Bergalli, perché veramente mostra una cultura poliedrica anche aperta al teatro, al melodramma. Credo per un paio d'anni diventa addirittura imprenditrice di un teatro a Venezia, e questa seconda, questa Cristina Roccati, che è una laureata in fisica a Bologna e che in qualche modo apre gli studi di ambito scientifico, ma appunto sempre con questa presenza, non presenza, magari presenza per via di scritti. Cambiano le cose con la seduta del 29 marzo 1779, a 20 giorni dalla costituzione della nuova Accademia di Scienze, Lettere e Arti. Tutte le socie presenti furono declassate a socie soprannumerarie, e la crisi legata alla fine della Repubblica di Venezia, poi l'annessione, il passaggio austriaco, l'annessione al Regno d'Italia non portano a cambiamenti. Le donne non ci sono più. Ed è qui che entra il confronto con la nostra Accademia, e un punto di riferimento è stato utile per me questo volume pubblicato nell'83, dove si elencano con un breve profilo i soci dell'Accademia Patavina dalla sua fondazione fino appunto al 1983. E quindi mi è stato utile per presentare la situazione femminile nelle due linee diciamo letteraria e scientifica. Ecco, per la parte di lettere e arti, nel Novecento fino all'83
queste sono le donne entrate a partire la prima nel 1962, Cesira Gasparotto, che poi diventa effettiva nel 68. Quello che è interessante è che, a parte una docente di storia antica, moglie di un docente di storia antica, Paola Zancà Ferrabino, e oltre a questa Margherita Monreale de Castro, che era appunto docente all'Università di Letteratura Spagnola, le altre hanno un profilo comune, cioè sono delle storiche, bibliotecarie, archiviste, e due di queste anche diventano bibliotecarie dell'Accademia. Appunto Cesira Gasparotto, Ester Pastorello, Lucia Rossetti, che tra l'altro è stata mia docente all'università, quindi ho avuto modo di conoscerla, ed Erice Rigoni, no? Grande studiosa dell'arte e la cultura padovana. Più grave è la situazione in ambito scientifico, nel senso che l'unica presenza è questa, e di un peso di donna, di scienziata, che non poteva essere tenuta fuori, nel senso che era dentro l'Accademia dei Lincei, l'Accademia delle Scienze di Torino, l'Istituto Veneto di Scienze e Lettere e Arti. Ed è la prima donna titolare di cattedra a Padova e la prima donna di ambito scientifico presente nell'Accademia. E questo ci dà, credo, il quadro della situazione. Ho fotografato rapidamente la situazione attuale, e sia per la classe di Scienze Morali, Lettere e Arti la situazione è sempre di uno sbilanciamento delle presenze tra i soci effettivi, 30 soci effettivi, di questi 8 donne. Non cambia, quindi non scorro tutta. Per la parte scientifica forse, e mi pare che corrispondesse con quello che veniva presentato da Annalisa, è molto meno presente il ruolo femminile nella parte di classe scienze matematiche e naturali. Chiudo con un'ultima slide, il vantaggio che attualmente a Padova la presidente dell'Accademia Galileiana è una donna. Dal 2023 Giovanna Zaniolo, già ordinaria di anatomia comparata e citologia. Forse è un piccolo riscatto, c'è una bibliotecaria, appunto Giorgetta Bonfiglio Dosio, c'è una rappresentante per la classe di scienze matematiche e naturali che è Maristella Agosti. E quindi forse si vede un andamento, un'inversione di tendenza, ma siamo ancora lontani da quello che vorremmo. Grazie. Grazie. Grazie, ma dicevo prima che negli anni 20 del 2000 si è mosso molto, ci sono state varie presidenti donne nelle accademie e anche le prime rettrici a Padova e anche a Venezia. Torniamo a Verona con l'Accademia Filarmonica, Laura Hock. E è la nostra ultima relazione. Facciamo uno scambio. Stai qui tu. No, vai. Grazie. Così. Anche a Verona, ecco. Poi c'è un fenomeno di imitazione probabilmente. Bene, parleremo quindi, concluderemo appunto il nostro incontro con questo sguardo sulla presenza femminile nell'Accademia Filarmonica di Verona, la cui fondazione risale al 1543. Deriva, ecco così, qualche brevissima informazione per inquadrare un po' il problema, e deriva dalla fusione di due precedenti sodalizi, l'Accademia Incatenata e una precedente Accademia Filarmonica.
Probabilmente, ecco, la discussione è ancora un po' aperta, ma probabilmente si trattava di un sodalizio culturale, cioè questa Accademia Filarmonica che viene fondata nel 1943, che è lo stesso anno della morte del vescovo Giberti, fra l'altro, tanto per inquadrare un po' il periodo. Ecco, probabilmente si trattava di un sodalizio culturale con finalità musicali prevalenti, finalità musicali che si intrecciavano un po' in sintonia con la cultura del tempo, anche con interessi letterari, forse all'insegna di supposte ambizioni neoplatoniche, peraltro assai vaghe da quello che sembra dai documenti e probabilmente non del tutto ancora documentate. Qui vi faccio vedere velocissimamente i nomi dei primi accademici. Sono 16 incatenati e 13 accademici della precedente Accademia Filarmonica, tutti maschi, quindi non ci dobbiamo stupire del fatto che l'origine, no, di questo sodalizio sia affidata cioè che questo sodalizio nasca come sodalizio esclusivamente maschile. Tale rimarrà fino al 1772. Quindi sono 200, quasi 230 anni, 229 anni in cui la presenza stessa delle donne alle riunioni e alle cerimonie sociali sarà accettata con molta fatica e con infinite discussioni che costituiscono, e quindi ne parleremo un pochino anche per capire meglio la situazione presente, quella che è stata illustrata dai colleghi e dalle colleghe, ecco, discussioni che costituiscono un po' uno specchio anche dell'evoluzione interna della società civile veronese. E, nei primi anni di vita dell'Accademia Filarmonica è lo stesso esercizio della musica che preclude la presenza di estranei alle riunioni dei sodali. Si tratta quindi di esecuzioni musicali, come si diceva allora, riservate, precluse appunto alla presenza di persone esterne. E soprattutto all'inizio queste esecuzioni musicali non hanno carattere di esibizione pubblica, non sono concerti pubblici sostanzialmente, no? Ed è significativo che il capitolo 15 degli statuti, il primo regolamento che i compagni si danno, è significativo che stabilisca addirittura delle pene pecuniarie per la presenza di persone estranee alle esecuzioni musicali dell'Accademia. L'articolo 16 degli statuti stabilisce infatti che nessun possa introdurre persona alcuna nella casa nostra senza licenza degli reggenti, quindi i governanti dell'Accademia stessa, che cambiavano a rotazione periodicamente. Addirittura per fare entrare donne in Accademia occorre il permesso della compagnia, ossia di tutti i compagni. Né siano introdotte donne nel luogo nostro se non sarà per deliberazione della compagnia. Come vedete, in caso di trasgressione la pena di ciascuno sarà di uno scudo d'oro, quindi anche pene pecuniarie, no, che precludevano l'ingresso delle donne nelle riunioni di questo consesso. Nata all'alba della Controriforma, l'Accademia ne attraversa tutte le vicende, riflettendone non soltanto le censure prevedibili antifemministe, ma anche gli scrupoli moralistici che ad essa erano collegati, primo fra tutti quello contro il meretricio. E infatti, per chi avesse introdotto, come si diceva allora, femmine di mala sorte, il capitolo 6 degli statuti prevedeva addirittura l'espulsione dalla compagnia, che il socio sia casso, come si diceva, e privato, allontanato dagli altri compagni. Dal 1565 l'Accademia si trasferisce nel Palazzo dei Conti Giusti, dove può godere del bellissimo giardino, dove fra l'altro nel 1581 venne rappresentata la minta del Tasso. E dai libri delle querele apprendiamo che nel 1569 si verificò un episodio che è molto utile per noi per capire, no? Capire un po' meglio il problema.
Ci sono alcuni accademici, conosciamo anche i nomi, ma adesso per brevità non ve li sto a dire, ci sono alcuni accademici che prendono l'iniziativa di far musica nel giardino di Palazzo Giusti in omaggio alla moglie del podestà che era intervenuta, che era lì di passaggio, e alle sue accompagnatrici. Alcuni accademici scendono appunto a far musica nel mezzo delle donne, nel giardino, però vengono censurati e gli atti registrano che si tratta di cosa de malissimo esempio et contra l'ordine ed leggi nostre. Perché? Perché gli accademici quando suonavano non dovevano mescolarsi con le donne, dovevano stare a debita distanza, e sembra che questo episodio si sia concluso con appunto l'ennesima censura, no, nei confronti di questi accademici troppo ardimentosi, che avrebbero invece dovuto rimanere a debita distanza dalle signore. In alcuni casi questa fobia vera e propria per il contatto con il genere femminile porta anche a dei comportamenti inconsulti. Segnalo il fatto che nel 1549 tale Giambattista Brolo rifiuta di prendere parte alle esecuzioni musicali perché, dicono gli atti, mai voleva cantare dove era donne, e per questo motivo viene espulso dalla compagnia, perché a questo punto la sua diventava una posizione di opposizione anche a quella che era stata una decisione appunto dei compagni. Addirittura nel 1574 si segnala un caso limite, che è quello di Niccolò Moscardo, il quale ebbe ardimento di dire che se si fosse suonato in pubblico alla Clarissima Capitania, la moglie di uno dei rettori veneti, il capitano, egli avria rotti gli strumenti. Quindi c'è questo accademico che addirittura minaccia di distruggere gli strumenti musicali in caso di concerto davanti a questa figura pubblica, perché era un vero e proprio personaggio pubblico, un personaggio politico. Ecco, segnalo questo episodio anche per segnalare una cosa che è interessante ai fini del nostro discorso, ossia che la presenza femminile nel frattempo era divenuta obbligatoria nei cerimoniali pubblici. Infatti ai cerimoniali pubblici di regola assistevano, come dicevamo prima, i rettori veneti con le loro consorti. Ed è proprio la presenza delle autorità politiche accompagnate dalle mogli e dal loro seguito che rendeva palese pubblicamente il prestigio del sodalizio e il suo peso negli equilibri politici della città. A partire, quindi ecco, in sostanza la presenza delle donne diventava indispensabile anche per sottolineare l'importanza dell'accademia nella politica cittadina. Però ci sono anche gli aspetti conviviali e a partire dal 600 inoltrato gli atti accademici registrano anche numerose feste che si concludono con il divertimento più agognato, ossia il ballo. Ovviamente, in piena Controriforma, anche con il ballo gli accademici detengono un rapporto che inizialmente era assai difficile, e se il ballo dapprima era rigorosamente proibito a causa del divieto stesso di condurre le donne in accademia, intorno alla metà del Seicento la moda del ballo comincia a dilagare. Gli accademici si mostrano sempre più inclini alla poesia piuttosto che alla musica, per tutto un insieme di motivi, la peste, varie questioni, insomma, che adesso che abbiamo già esplorato e che adesso sarebbe un po' complesso, come dire, ripetere, sintetizzare, e avviene questa sorta di passaggio, no, da interessi musicali che a poco diventano interessi soprattutto letterari. E spesso gli argomenti delle declamazioni poetiche sono quelli che più direttamente preludono al ballo stesso, con il quale si concludeva il consesso letterario, la riunione letteraria. Quali erano questi temi? Erano il tema del corteggiamento, delle grazie femminili, delle virtù necessarie a conquistare le donne e diciamo l'approvazione dell'amore, se vogliamo, delle donne stesse. Ecco alcuni di questi argomenti.
uno, secondo me, è anche un po' ridicolo non esservi altro paradiso in terra che quello che è in Bella Donna. Addirittura si fa riferimento ad Ercole, come vedete, che la maggiore impresa d'Ercole sia stata il filare che egli fece con Iole. Ecco, su questi argomenti gli accademici declamavano le loro composizioni poetiche e poi alla fine la riunione si concludeva con il ballo. Ecco, appare dunque evidente che almeno dalla metà del Seicento la presenza femminile non è altro che un mero ornamento nell'Accademia Filarmonica, una presenza soltanto di contorno, ed è un probabile retaggio anche di una cultura cortese e cavalleresca che veniva ancora coltivata dal ceto nobiliare, del quale nel frattempo l'Accademia è divenuta l'istituzione culturale veronese più autorevole. Dovremo arrivare al 1772 e precisamente al 16 agosto perché gli atti registrino la prima aggregazione alla Filarmonica di una donna. Si tratta di un'importantissima figura politica bavarese, Maria Antonia Walpurgis, principessa di Monaco e arciduchessa di Sassonia. Rimasta vedova nel 1763 dell'elettore Friedrich Christian von Sachsen, che aveva sposato nel 1947, divenne correggente del Ducato di Sassonia al posto del figlio Federico Augusto, che era minorenne, insieme con il cognato Francesco Saverio. Viene quindi indicata come elettrice, perché diventerà appunto l'elettrice di Sassonia, elettrice vedova. Quindi una figura importantissima da un punto di vista politico che dà anche un respiro internazionale all'Accademia Filarmonica stessa. Però Maria Antonia non è soltanto una figura politica di altissimo lignaggio che per molti anni governa a nome del figlio con grande intelligenza e con grande cultura. È essa stessa pittrice, poetessa e soprattutto musicista. Sulla slide vi mostro le parole che di lei dice Charles Barney, celebre visitatore inglese che girò tutta l'Europa per raccogliere documentazione al fine di compilare quella che fu una delle prime storie della musica del tempo. Barney la dice celebre in tutta Europa per il suo talento e per aver favorito il progresso delle arti di cui è assidua protettrice. Sua Altezza è poetessa, pittrice, valente musicista, tanto da poter suonare, cantare e comporre con una perfezione raramente raggiunta dai dilettanti. Ecco, dilettanti nel senso musicisti non di professione, non in senso, diciamo così, dispregiativo, no? Beh, infatti lei come principessa non aveva nessun bisogno di esercitare la professione di musicista. Tra l'altro, dice Barney, ella ha scritto 2 opere in italiano, Talestri e Il trionfo della fedeltà, da lei stessa musicate, entrambe pubblicate a Lipsia e apprezzate in tutta la Germania e spesso eseguite. Musica e poesia, così a lungo discordie divise, qui si riconciliano. E infatti Maria Antonia aveva avuto una formazione musicale di tutto rispetto, aveva studiato con Giovanni Ferrandini, con Niccolò Porpora e era stata ammessa in Arcadia nel 1747. Qui vi faccio vedere una pagina della sua opera Talestri, che vedete nella parte superiore a destra della slide, che lei pubblica con la casa editrice Breitkopf und Härtel nel 1765 con lo pseudonimo arcadico di Ermelinda Thalea. L'edizione è lussuosa e molto bello, c'è una stampa che esce dall'officina dei Bibiena, ci sono delle altre stampe, ecco qui ne vedete, me ne fate vedere alcune, ve ne faccio vedere una appunto nell'immagine che proietto. E un esemplare di quest'opera Talestri in 3 atti viene donato dall'autrice insieme con un suo ritratto che appartiene ora alla biblioteca dell'Accademia Filarmonica e che potete vedere sulla sinistra.
Come di Prammatica, il suo rango sociale la rende dedicataria di numerose composizioni musicali, che sono per lo più encomiastiche, però che provengono da musicisti di tutto rispetto, che in qualche modo a lei furono a vario titolo legati. Posso citare Hasse, Ferrandini, Giovanni Alberto Ristori, Schürer, però fu anche dedicataria dell'opera teorica più celebre del gesuita spagnolo padre Antonio Eximeno, il quale non la dedicò a lei casualmente o per puro e semplice encomio. Si tratta dell'origine e delle regole della musica con la storia del suo progresso, decadenza e rinnovazione. Un libello divenuto celebre per aver innescato una polemica letteraria con il bolognese padre Giambattista Martini. Quindi si tratta di un'opera teorica appunto di grande importanza che venne appunto dedicata a Maria Antonia per il suo prestigio e per la sua cultura. Sarebbero superati i 16 minuti. Esatto. Quindi salto completamente tutta la parte che riguarda i rapporti dell'Accademia Filarmonica con con questo importante personaggio e passo alla seconda accademica che viene ammessa alla Filarmonica, che è Fortunata Sulger, una poetessa livornese di cui vi mostro un bellissimo ritratto, opera di Angelica Kaufmann. È la seconda e ultima donna che nel Settecento viene ammessa alla Filarmonica. Nel frattempo poi ovviamente faccio una grande corsa, nel frattempo poi la legislazione napoleonica cambia completamente la fisionomia dell'Accademia Filarmonica, separando la parte conservativa, cioè la custodia del museo lapidario, dalla parte, diciamo così, della gestione del teatro. L'Accademia cambia la sua natura e nell'Ottocento abbiamo questi unici nomi di donne che entrano a far parte dell'Accademia. Per il periodo più recente la storia dell'Accademia è ancora tutta da ricostruire. Grosso modo, per quello che riguarda l'Ottocento, mi pare di poter dire che ci sono ancora delle incertezze nella data dell'aggregazione di alcune di queste donne, però mi pare di poter dire che grosso modo il numero delle donne presenti in Accademia è inferiore nell'Ottocento al 10% del totale degli accademici stessi. Ecco, mi permetto di concludere con questa, visto che stavamo parlando anche un po' di musica, con questo particolare, questa bellissima immagine dei due fratelli Mozart. Come sapete, il tema del Festival Mozart quest'anno è il tema di Anna Maria Mozart, la sorella Marianna Nannerl, la quale, ecco qui è un particolare di un ritratto di famiglia in cui compare anche il padre Leopold e il ritratto della madre che nel frattempo era defunta. Ecco, è un'immagine secondo me molto bella e molto significativa di tutto quello che abbiamo detto fino ad adesso per la posizione delle mani dei due fratelli sul clavicembalo. Una posizione che con tutto il rispetto, la stima, l'ammirazione incondizionata da parte mia per il genio di Wolfgang, un'ammirazione che la dice lunga sui rapporti che i due fratelli avevano all'interno della famiglia. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Molte grazie e con questa relazione abbiamo concluso il nostro incontro. Se ci sono delle domande, delle osservazioni. Non saprei dirlo, forse il dottor Magnabosco là in fondo ci può aiutare, ma io personalmente non saprei dirlo. Quanti? 52, quanti sono appunto i palchetti? Altre domande? Prego.
state attive nell'associazionismo femminile di Verona e addirittura la Caterina Massarini è stata fondatrice, co-fondatrice con donna Clara Poggiano del Sorottinis. Hanno partorito a Sorottinis Paolo Zolini, Anna Rosa Poli e ad altre associazioni che io conosco meno, il quanto io pratico a Sorottinis, si è anche affidata, cioè erano attente queste grandi donne al percorso dell'associazionismo femminile nelle città. Quindi, diciamo dalla Vassalini in poi erano solamente impegnate. E questo fa onore, diciamo, all'associazionismo femminile nell'impegno di promuovere appunto a livello cittadino la promozione della donna. Volevo sottolineare che queste donne che si sono state impegnate, molto impegnate anche in questo campo. È una bella osservazione, come si dice, le donne sono multitasking, per cui sono anche, cioè magari sono delle erudite, ma anche impegnate in tante altre attività. Grazie, grazie. Bene, allora possiamo considerare chiuso l'incontro. Grazie per la vostra attenzione e per la vostra presenza. Grazie. Grazie veramente, No, è stata bravissima, esemplare. Ha fatto giustamente. Bisogna distruggere questa immagine femminile così dolce. No, ma perché sennò non c'è spazio bravissima. per altri.